Gran Premio Riccardo Grassi, trofeo Romagna Iniziative, gruppo 3 per cavalli anziani. Sono in 10 dietro le ali della macchina per l'edizione 2026. Prova apertissima in cui non c'è un vero e proprio favorito. Start azioni lampeggianti, inizia a muoversi. Al numero 1 Firmamento ST, Marco Stefani. 2 Emma dei Veltri, Enrico Bellei. 3 Attic DL, Claudio Monte. 4 Eliseana, Vincenzo Luongo. 5 Flash NP, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. 6 Fellow Wise S, Gennaro Riccio. In seconda fila 7 Jimmy Ferro BR, Giampaolo Minnucci. 8 Dylan Dog Font, Roberto Vecchione. 9 Fenicia S, Pietro Gubellini. 10 Diamond Francis, Andrea Farolfi. Allineamento un po' così. Macchina prende velocità. Partiti. Eliseana al comando su Firmamento ST, poi Attic DL dalla seconda fila, un fulmine Diamond Francis che si trova già allo scoperto quando si imbocca la prima curva, ed Eliseana in vantaggio su Firmamento, di fuori Diamond Francis, terza la corda Attic DL, poi Emma dei Veltri che precede Jimmy Ferro BR, quindi Fenicia S avanti a Dylan Dog Font. Alla retroguardia sono Flash NP e Fellow Wise S. 200 metri iniziali in 14 per Eliseana che è in vantaggio. La mossa in mezzo alla pista da parte di Emma dei Veltri che aggira Diamond Francis e si porta allo scoperto. 29 e mezzo i primi 400 di gara. È in vantaggio Eliseana, alle sue spalle c'è Firmamento ST che viene apparigliato ora da Emma dei Veltri, poi Attic DL terzo alla corda con accanto Diamond Francis, ancora lungo lo steccato Jimmy Ferro BR con alla sua destra Fenicia S, poi Fellow Wise S e Dylan Dog Font alla retroguardia estrema. Flash NP, completamento degli 800 iniziali in un minuto, spaccato tattico il primo giro delle due femmine di Casillo al comando. Sempre Eliseana a menare le danze, Firmamento ST in seconda posizione, di fuori Emma dei Veltri con in scia Diamond Francis, chilometro in 1.14,7, Eliseana sempre in vantaggio nei confronti di Firmamento, di fuori Emma, poi Diamond si muove da molto in fondo Dylan Dog Font quando siamo a 400 alla conclusione. 13,6 la retta di là per Eliseana che è in vantaggio e prova la fuga. Alle sue spalle sempre Firmamento ST, la mossa in mezzo alla pista da parte di Diamond Francis che aggira Emma dei Veltri, alla corda Attic DL, la retta d'arrivo per Eliseana che è in vantaggio nei confronti di Firmamento ST che va al suo interno, lo scatto di Firmamento ST che va di dentro ad Eliseana, poi Attic DL in vantaggio sempre Eliseana. Attic DL non ha spazio, di dentro Fellow Wise. Eliseana vince una corsa incredibile, 1,13, 28,7 ad arrivare per il successo in coast to coast di Eliseana. Vincenzo Luongo, Gennaro Casillo, i colori di Jean-Claude Xereb. Coast to coast della figlia di Maraja che si impone nel percorso di testa. Alle sue spalle è successo di tutto per non vincerla, alla fine fa secondo Fellow Wise dall'ultima posizione di dentro. È foto micidiale per il terzo. La rivediamo ancora una volta, Eliseana cerca di fuggire. Firmamento ST va al suo interno e per un attimo perde la camminata. Eccolo qui, lo riprende al volo Marco Stefani, si infila tra i cavalli Attic DL che non ha spazio, arriva anche Jimmy Ferro, anche lui si aggancia, di dentro Fellow Wise. È successo di tutto alle spalle di Eliseana che vince in percorso di testa e meritatamente il Riccardo Grassi 2026.